C'entro anch'io, c'entro anch'io. Amici bentrovati, oggi manteniamo il segreto, non vogliamo dirvi dove ci troviamo. Il Duomo Nuovo, o Cattedrale di Santa Maria Assunta, è un edificio in stile barocco iniziato nel 1604 e terminato nel 1825, più di 200 anni. Prima che venisse costruito, qui c'era già un'altra chiesa paleocristiana, San Pietro de Dom, del VII secolo d.C. Questa era la cattedrale estiva della città, mentre la cattedrale invernale era Santa Maria de Dom, oggi il Duomo Vecchio. San Pietro de Dom era una chiesetta molto piccola con all'interno 28 colonne di epoca romana, rubate dalla zona del foro in marmo egiziano scuro. Due delle colonne si trovano ora davanti all'entrata occidentale del Broletto e altre due decorano la facciata di Santa Maria della Carità. Altre 6 invece si trovano all'entrata di Villa Mazzucchelli a Ciniverghe. Delle altre si è perduta ogni traccia. Sentite un po', se che lei l'enquirci bu per tutte le pignate, Che vuol dire? Che tipo di persona è? No, che va bene per tutte le politiche, destra, sinistra. Uno che va bene per tutte le braghe, tradotto volgarmente in Italia. Beh, uno che si adatta a tutto, nel senso che qualunque occasione per lui va bene perché... Anche quando c'è di mezzo magari qualche poltrona. Certo, senz'altro. Non lo so. Conosci il dialetto? Sì, ma non abbastanza bene. L'enquirci bu per tutte le pignate. Cosa vuol dire? È un coperchio buono che può essere adattato a tutte le pentole. Bravissimo, bravo, traduzione letterale. Ma così nella metafora, uno che l'enquirci bu per tutte le pignate... È una persona che si può adattare a qualsiasi situazione, è versatile, va bene ovunque, diciamo. Diplomatico. Dal mio punto di vista. Benissimo, il punto di vista giusto e neanche malizioso, bravo. Grazie. Grazie, molto gentile. Mi sembra che sia un cibo che è buono per tutte le pentole. Molto bene. È bene. Sì, cioè? Tocca vabbè per tutto. Vabbè per tutte. Per tutto. Lei conosce qualcuno? Insomma, ne tanti. No. È un coperchio buono per tutte le pentole, va bene a tutte le pentole. Ecco, esatto, questa è la traduzione letterale, però il sottosignificato, il secondo significato, cioè l'insegnamento, quale può essere secondo lei? Che è una cosa che va bene un po' a tutte le cose. Con un po' di buon senso si può utilizzare sempre. Dall'Australia a Brescia. Ma che fa Brescia in australiano? Sono venuta in visita. E che bello! Ci porterai in Australia una volta? Cosa ha detto? Potremmo venire in Australia? Per sicuro. Quando che volete la porta è sempre aperta. Uno che si adatta un po' a tutto, a chi c'è in giro e va dove tira il vento. In politica funziona sta cosa, Molto. Molto, soprattutto perché ormai le poltrone non si lasciano più da nessuna parte, perciò ci si addetta a tutto. Ciao, grazie. Grazie a te, ciao. C'è una signora gentilissima eppure bella ed elegante che è nata a Torino. No, che succede? Com'è la sua vita? Lei è nata dove? A Torino. Torino. Però conosce tutti i dialetti, è vera questa No, cosa? tutti no, però qualcuno, insomma, uno si sforza e cerca di capire. Perché ha girato un po'? Per l'Italia, sì, certo. Spagna non è da tutti, andare a spazio Perché no? Sì, certo. per lavoro, per piacere. Per piacere. Brava, senta, l'enquirci bu per tutte le pignate. C'è un coperchio per tutte le pentole? Che vuol dire una persona che l'enquirci bu per tutte le pignate? Vuol dire che va bene per tante cose. Lei allora... Per tutte. Lei è una che, visto che ha girato tanto in Italia, magari l'enquirci bu per tutte le pignate, anche lei. Sì, sicuramente, ne ho tanti di coperchi. E anche tante pentole. L'enquirci bu per tutte le pignate, che vuol dire? È un coperchio buono per tutte le pentole. Esatto, bravo. Un coperchino. Un coperchino, un coperchietto. Cosa ho vinto? Le posso dare una stretta di mano, un bicchiere d'acqua alla fontana. L'enquirci bu per tutte le pignate, ovvero è un piccolo coperchio che si adatta a tutti i tipi di pentola, in senso negativo, insomma, come hanno risposto correttamente alcuni amici che abbiamo intervistato, ovvero una persona opportunista, un po' arrivista, che si adatta a tutto. Grazie per essere stati con noi, alla prossima puntata, ciao!
Dio.